Il Veneto ricorre alla Corte Costituzionale per il bonus di 80 euro. La Regione vuole riappropriarsi di risorse che ritiene essergli state tolte dal governo nel decreto per gli 80 euro in busta paga. Io non ho nulla contro gli 80 euro, però è altrettanto vero che se tu decidi di finanziare le buste paga di alcuni cittadini lo fai con i soldi tuoi, non vieni a tagliare soldi e risorse alle regioni perché è troppo facile. 6 miliardi e 400 milioni di euro che sarebbero stati sottratti agli enti locali. Il presidente del Veneto lamenta anche i tagli orizzontali basati sulla spesa storica del 2013. Che i siciliani avranno lo stesso taglio nostro e quindi i virtuosi con i non virtuosi. Il responsabile economico del PD Stefano Fracasso risponde al Veneto di occuparsi dell'efficienza della propria macchina amministrativa, anziché escogitare assurde battaglie politiche ferragostane sulla pelle di chi ha ricevuto gli 80 euro. Per il consigliere regionale democratico Stefano Fracasso si tratta invece di campagna elettorale gratuita. Detto ciò, questo è solo l'ultimo attacco al bonus dopo quello della Confcommercio dei giorni scorsi e quello di oggi che arriva dal mondo degli artigiani. Per 6 imprese trevigiane su 10 il bonus non avrebbe avuto esiti significativi sui consumi. Si tratta dei risultati di un'indagine commissionata dall'associazione che ha interpellato 200 imprese. Le imprese in larga prevalenza dicono no, non ne do un giudizio positivo, ma in fin dei conti la priorità era quella di far riprendere appunto occupazione e sostenere gli investimenti delle imprese, più che non pensare che gli 80 euro avrebbero invertito i consumi e fatti riprendere i consumi. Il 60% delle aziende artigiane trevigiane boccia dunque il governo Renzi. La luna di miele è finita dopo la fiducia dimostrata in primavera, dopo il bagno di folla tra gli industriali. Il consenso si sta dimezzando, praticamente dimezzando, perché per le imprese e per l'economia non si è fatto assolutamente niente. Le riforme sull'economia sono pressanti, non si può pensare di andare avanti senza prendere nessuna decisione.